Signore, ci inchiniamo davanti a te, davanti a colui che ha creato e voluto la saggezza, questa saggezza infusa all'umanità. E noi questa sera il nostro desiderio è ritrovare questa saggezza. Eh, Se è una saggezza smarrita, la vogliamo ritrovare, Signore, nella relazione con te. Preghiamo di benedire il nostro tempo insieme. Ti ringraziamo soprattutto per questa parola, che è una parola che nutre, che riordina, riorganizza i nostri pensieri e soprattutto è una parola che ci indirizza alla vita. E preghiamo per questo tempo di condivisione, di ascolto della tua parola e che il tuo Spirito, Signore, possa ancora una volta suggerire, parlare, confortare, sostenere, Signore, nella via della verità. Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Ciò che si può ripetere, imitare, è ciò che si può e si deve vivere. Se si può ripetere, se si può imitare, allora dobbiamo vivere questa esperienza. Un benvenuto allo studio del venerdì, caratterizzato dall'analisi di insegnamenti di due donne, quelle di una madre che li indirizza al proprio figlio affinché sia un re adeguato per il suo popolo, e quelle di una donna che incarna la saggezza in tutta la sua pienezza. In definitiva, la saggezza spinge all'azione e in ogni situazione a temere Dio. Non parleremo di un modello di donna perfetta, piuttosto di un modello perfetto che possa spingerci a credere in Dio e cercare una relazione con Lui attraverso quel modello nella persona del Signore Gesù. Concluderemo questa sera la lettura del libro dei Proverbi, che ha introdotto la saggezza attraverso questo principio. Abbiamo trovato al capitolo 1, versetto 7 di Proverbi: il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. La conclusione di questo libro ci parlerà ancora della saggezza come esperienza per la vita. Quindi siamo chiamati a cercare quel principio, cercare quella scienza per incardinare uno stile di vita che è sostenuto da quella saggezza, imparando a distinguere il bene dal male con maggiore oculatezza e secondo la sua prospettiva anziché la nostra. Se i primi 9 capitoli del libro dei Proverbi sono caratterizzati da 10 discorsi di un padre che un padre rivolge al proprio figlio affinché la signora saggezza, così definita, sia patrimonio per le generazioni a venire, il libro dei Proverbi conclude con 2 discorsi caratterizzati e detti da 2 donne. Da una madre al proprio figlio che ha il compito di regnare, e poi di una moglie che va ricercata per la ricchezza della sua vita, caratterizzata dalla saggezza. È una donna già sposata, pertanto non la si può trovare, l'ha trovato qualcun altro. È già impegnata, ma si può trovare ciò che essa rappresenta come modello per gli altri. Infatti al capitolo 31, che è oggetto della nostra riflessione questa sera, al versetto 10, una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa quello delle perle. Come dicevo, se fosse questa persona riferita ad una persona vera in qualche modo, allora è già stata trovata dal marito. Nessuno la potrà trovare se non il marito. Tuttavia è una domanda retorica per risvegliare una coscienza che ricerchi una donna come lei, per riconoscere la sua preziosità, la sua rarità, il suo essere attraente, soprattutto una donna che impatta nella realtà che la circonda. Cosa si dice di lei? Capitolo 3 di Proverbi, versetto 14, lo leggo: poiché il guadagno che essa procura è migliore di quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino. E ancora al capitolo 19,
versetto 14, casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Pertanto questa sera vogliamo dare un elogio alla donna virtuosa. E questo elogio lo troviamo al capitolo 31 di Proverbi, dal versetto 10 fino alla fine del libro stesso. E vorrei leggere con voi questo testo, per poi trovare qualche spunto di riflessione che ci consente di un'analisi del testo. Dal versetto 10, dalla parola del Signore: una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e lo acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene. La sua lucerna non si spegne la notte, mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso. Tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. Si fa dei tappeti, ha vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche e le vende, delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto, e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani, e le opere sue la lodino alle porte della città. Amen. 3 elementi, o possiamo dire 3 punti di riflessione questa sera, che ci consentono di osservare lo sviluppo del tema e dell'argomento. Punto primo: è una donna di valore. Questo è ciò che dicono i versetti da 10 a 12. Ed è una donna di valore per suo marito. Punto A. Punto 2: è una donna produttiva. Parleremo delle sue attività, dal versetto 13 al versetto 27, come anche dei suoi successi sociali. Terzo aspetto e finale, dal versetto 28 alla fine, parleremo che è una donna lodata dalla famiglia prima e poi da tutti. Quindi è una donna di valore, è una donna produttiva. Terzo elemento, è una donna lodata. Ora entriamo nel descrivere una donna virtuosa che nel testo riferisce ad una donna di nobile rango, cioè una donna importante, e che ha delle connotazioni anche militari, ovvero forte e che ha potere. È un'immagine che può caratterizzare un potente guerriero, un funzionario abile, un ricco proprietario terriero. A chi si riferisce l'autore? Ad una persona reale o alla saggezza? Donna saggezza. Se fosse la saggezza di impersonificare una donna, allora direi questa sera: sposati la saggezza, sposa questa saggezza, falla tua, perché ti porterà molto lontano nella vita,
Senza saggezza non si va da nessuna parte. Quale scelta prenderai senza la saggezza? Se invece questa donna è una donna reale, allora abbiamo diversi esempi nelle scritture di mogli, di donne sagge, e una di queste è Ruth, se ricorderemo. Lo leggo per voi, Ruth capitolo 3, versetto 11, non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. Tutti lo sanno, non c'è nessuno che non lo sa. Qui tutti lo sanno chi sei. Potrebbero dire questo anche di noi? Cosa si sa di noi? Qui si parla di identità e di essere persone presenti nella realtà in cui siamo. Infatti, al versetto 31 del capitolo 31 dice così di questa donna: datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città. È una donna che promuove la famiglia e promuove la sua città, considerato che è presente alle porte di quella città, luogo dove potevano sedere le autorità e le guide spirituali e politiche per un buon governo. Alle porte delle città era come a Roma, nel palazzo del governo, soltanto che invece di esserci una struttura c'era un posto, un luogo alle porte di questa città dove le grandi autorità religiose e civili potevano stare e discutere. Pensate chi c'è dentro, all'interno di questo gruppo di lavoro, di governo, c'è questa donna. Una donna descritta innanzitutto dall'atteggiamento del proprio marito nei suoi confronti. Infatti è scritto dal versetto 10 al versetto 12 qualcosa di specifico su di lei. Leggiamolo insieme o rileggiamolo insieme. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Quindi si sottolinea la rarità e quindi la preziosità di una tale donna il cui valore supera quello delle pietre preziose. In particolare supera quello delle perle. Sia in proverbi e sia altrove spesso la saggezza viene paragonata ad una donna. Ed è una donna descritta innanzitutto dall'atteggiamento, come vi dicevo prima, del proprio marito nei suoi confronti. Egli le affida il suo cuore, dice il testo, riflettendo sul significato di cuore che riguarda la personalità e la totalità di una persona e quindi di suo marito, tale da potersi rendere totalmente vulnerabile, possiamo dire così, nei suoi confronti. La vulnerabilità non è una debolezza, è quella capacità di fidarsi dell'altro, di potersi aprire all'altro, senza barriere e senza strutture. Il cuore di suo marito, che confida in lei, è un'affermazione di grande forza e innovazione perché la scrittura condanna coloro che hanno fiducia in chiunque o in qualsiasi cosa che non sia l'io sono, che è il Signore. Pertanto questa donna è elevata ad una donna coraggiosa al più alto livello di competenze spirituali e fisiche. Questa donna è descritta come una che non delude, possiamo dire che non tradisce, che non riguarda solo l'aspetto sessuale, ma anche ogni forma di tradimento, mettendo in campo vite doppie. Ella non delude, lui si fida di lei, perché si prenderà cura di lui e della sua casa. Vedete che relazione che si sta rivelando. Infatti non mancherà di provviste. Quando si va in guerra, si riflette su questo, non è in gioco solo la conquista, ma anche individuare il proprio bottino. Senza bottino è una guerra persa, è una guerra che non ha portato un risultato, ovvero quella ricompensa necessaria per lo sforzo messo in campo. Questa donna vive la battaglia della vita, tanto per ricordarci che la vita è una conquista, ed è una battaglia dove bisogna anche lottare
per ottenere. Adesso lo vedremo nei prossimi versetti. Impegnarsi per cambiare qualcosa che riguarda noi o gli altri. Proteggere, per esempio, i più deboli. Questa è una donna che lascia prosperare la sua famiglia nel mezzo di un conflitto che risolve. Infatti il versetto 12 dice: lei gli fa del bene, non del male, tutti i giorni della sua vita. Parleremo anche delle sue attività caratterizzate da manualità. Ella produce abiti, partendo da materie prime, utilizzando poi il denaro guadagnato dal commercio dei tessuti, finalizzato ad acquistare un campo che converte in un produttivo vigneto. Vedete, c'è tutto un progetto. Si parte da una ricerca di quello che serve, trasforma questa materia prima in una ricchezza e attraverso questa ricchezza acquista. E acquistando questo campo lo mette in una condizione di portare il proprio fa questa azione in modo tale che questo campo sia produttivo. Infatti versetto 13 dice così, 13, 14 e 15: si procura la lana e il lino e lavora gioiosa con le proprie mani, è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano, si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Quello che mi piace sottolineare è che ella si procura ciò che manca. E questa è una virtù. Quando ci procuriamo ciò che manca, perché significa che c'è una sensibilità, c'è una ricerca di quello che manca. È scritto che si procura. È una donna che cerca, che non rimane ferma o improduttiva. Quello che è significativo è il contributo di questa donna. Ella contribuisce al bene dell'altro e non al male dell'altro tutti i giorni della sua vita. Non c'è un giorno che non lo fa. Ha una visione, ha una vocazione, ha una direzione. Finché vivrà porterà cose buone. Potremmo prenderci questo impegno questa sera? Finché vivrò porterò cose buone e non cose cattive. Mi impegnerò a non deludere gli altri, come lo fa questa donna con suo marito. Infatti è scritto che si procura lana e lino, versetto 13, e lavora gioiosa con le proprie mani. Prende l'iniziativa, esce di casa per cercare ciò che le occorre. Sono in gioco le sue priorità per contribuire al bene della sua famiglia. E quello che sorprende è l'atteggiamento del suo cuore e nella gioia. A volte non so se vi è mai capitato, ma ci sono delle persone che fanno delle cose, ma le fanno con un atteggiamento, un comportamento che si vede la tristezza, la sofferenza. E spesso mi capita di incontrare persone che è come se quella cosa la stanno facendo per forza, perché sono costretti, per necessità. Invece questa donna ci fa vedere qualcosa di più, ci fa vedere la gioia. E questa gioia è qualcosa che viene dal Signore, non può venire solo dalle circostanze. E quindi questo lavoro è caratterizzato da questa gioia. E penso che quando noi ci impegniamo al bene dell'altro, questa gioia si lascia vedere. È un servizio gioioso che rende con le proprie mani. E allora l'autore ci dice al versetto 14 che è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. È simile, lui dice, no? Alle navi dei mercanti. E le navi si muovevano dai porti per gli stessi scopi di come si muovono oggi, no? Sono cambiate le misure, le grandezze, sono stati potenziati i motori, gli spostamenti sono più rapidi, tutto quello che vogliamo, ma le navi di quel tempo e le navi di oggi favoriscono il commercio, l'economia. Infatti si può vendere e si può comprare. Allora la saggezza incarnata da una donna fornisce a chi la ricerca doti e doni da poter provvedere ai bisogni e alle necessità degli altri. Infatti è scritto al versetto 14: fa venire il cibo da lontano. Mi sono chiesto, che significa far venire il cibo da lontano? Il cibo può venire da lontano a condizione che siamo in grado di produrre con le nostre mani qualcosa
un servizio che favorisce lo scambio, giusto? Le navi cosa portavano nell'antichità? Portavano le merci da un paese e poi si arrivava in un altro e si scambiava. Se non avevi quella merce sulla nave, probabilmente tornavi a mani vuote, no? Ecco, questa donna, se può far venire il cibo da lontano, significa che è una donna che produce qualcosa per ottenere. Cosa significa tutto questo? Che la saggezza ci caratterizza come soggetti produttivi nella vita. Ecco a che cosa serve la saggezza. Per renderci delle persone produttive. La qualità della nostra vita si caratterizza da questa capacità di analisi tra ciò che produciamo in termini di utilità, servizio, dono di sé agli altri in termini di tempo, di risorse, di priorità, che ci consente di acquistare poi, di possedere per nutrire, per far crescere gli altri. E poi c'è questa caratteristica della notte. Versetto 15. Ella si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordini alle sue domestiche. Quel cibo che distribuisce non viene dal nulla, viene dal fatto che si alza quando è ancora notte. La saggezza ci spinge ad organizzare la vita, gli impegni, in una maniera ben organizzata al fine di portare a termine tutto ciò che ci siamo proposti e tutto ciò che siamo chiamati a compiere ogni giorno. È una donna di successo se distribuisce il cibo alla sua famiglia e può dare anche direttive alle sue serve per il buon andamento della casa. È una donna che favorisce positivamente allo sviluppo di una piccola comunità domestica, possiamo dire, dove ci sono i figli, dove c'è il marito e dove ci sono anche gli inservienti, le domestiche. È una famiglia allargata. Versetto 16. Ella guarda un campo e l'acquista, col frutto delle sue mani pianta una vigna. È una donna che ha un piano. È una donna che ha una visione della vita, elabora in fin dei conti per ottenere. È una donna che va alla ricerca di terreni che valgono la pena coltivare. È un impegno al discernimento ed è una disciplina affinché scegliamo le situazioni che valgono la pena coltivare. Esserci come soggetti, come persone, al fine di renderle migliori. Allora la saggezza ci spinge a valutare le situazioni ove investire il nostro tempo per piantare e rendere produttiva quella scelta. Non tutte le scelte dobbiamo fare quelle più produttive, quelle che quando noi diciamo ho investito del tempo in quella situazione lì, in quell'incontro, in quella relazione, in quel momento, ho investito del tempo, significa che sto cercando di trarre da quella situazione un qualcosa di produttivo. È una ricerca delle cose utili, lasciando quelle che ci fanno solo perdere tempo. Se si acquista un campo e poi si pianta una vigna, solo alla vendemmia si capisce se abbiamo scelto non solo il terreno adatto, ma anche curato la vita e i suoi tralci durante la sua stagione. La saggezza ci indirizza a poter vedere tutto questo percorso, finalizzato alla possibilità di avere un buon vino, un buon prodotto della terra. Quando si acquista un terreno non si vede ancora nulla di ciò che quel terreno può produrre. Addirittura si fanno delle analisi al terreno per valutare se quel terreno è in grado di poter portare a compimento una stagione di un vino rosso piuttosto che di un vino bianco, di un vino particolare. Mi sono chiesto se possiamo tradurre questa visione della saggezza e darle una prospettiva cristologica. Non è forse scritto che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento? Allora, versetto 18 dice che sente che il suo lavoro rende bene e la sua lucerna non si spegne di notte. Mi sono chiesto che significa che questa lucerna, questa lampada non si spegne di notte.
c'è una motivazione a continuare. Non stiamo parlando di stacanovismo, ovvero quella disciplina lavorativa messa in campo dall'Unione Sovietica negli anni 30 per elevare alla massima produttività i lavoratori. Era un termine che ho scoperto proprio recentemente. L'ho sempre detto, ma non sapevo da dove proveniva. Proveniva da un periodo storico dell'Unione Sovietica, 1935, quando il regime, i governi spingevano i lavoratori alla massima resa. Ecco perché oggi diciamo sei uno stacanovista, sei uno che non smette mai di lavorare. Utilizziamo ancora questo termine, ma sono sicuro che è un termine che non ci fa del bene e non fa del bene agli altri. La saggezza allora caratterizza il nostro lavoro in modo diverso. Quando è detto che la sua lucerna non si spegne durante la notte, significa che all'interno di quella casa c'è la vita. C'è una lampada accesa, significa che c'è qualcuno che vive, c'è la vita. Una lampada che arde tutta la notte significa che in quella casa c'è il necessario per comprare l'olio, perché non c'era l'energia elettrica. O avevi l'olio o la lampada non funzionava. Quindi c'è tutto quello che serve per comprare l'olio, per farla ardere, e soprattutto è un inno alla vita che determina anche nelle persone che abitano quella casa. C'è la vita dentro quella casa, c'è una lampada accesa anche di notte. Che bella illustrazione che ci dà l'autore. L'ultima sezione, dedicata alla saggezza e alla donna che incarna questa saggezza, è dedicata ai successi sociali di questa donna, descritti dal verso 20 al 31, che possiamo insieme commentare in alcune sezioni specifiche. Non lo rileggo per brevità, ma lo abbiamo letto all'inizio della nostra riflessione. La saggezza, quindi, ultima sezione dedicata ai successi sociali, stiamo parlando dell'ultimo punto, la saggezza spinge coloro che la praticano ad essere sensibili ai bisogni di quelli che sono più deboli. È un contributo che dà e che offre alla famiglia e alla comunità. Infatti tende le palme al misero e le mani al bisognoso. C'è un interesse ai più deboli. Ci offre un'immagine della personalità di questa donna. Le sagge parole di questa donna informano le sue mani, ovvero danno direttive mirate all'azione. C'è una connessione tra il dire e il fare, e spesso anche il Signore Gesù ha contestato atteggiamenti di scissione, di separazione tra il dire e il fare. Ciò che fa con le mani la rende credibile al saggio insegnamento della sua bocca. Pensate, la testa e le mani sono connesse, sono in relazione. È una donna che guarda al futuro con speranza. Versetto 25, forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. È impegnata guardando al futuro con speranza, a fornire un contributo verso i poveri, versetto 20, alla famiglia, versetto 21, a se stessa, versetto 22, perché è necessario anche volersi bene. Lo siamo sempre detti dentro questa comunità. Ci dobbiamo anche voler bene. Ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi è una donna che ricava uno spazio, un tempo di attenzione verso se stessa. E infine ha un interesse verso il marito, versetto 23. Guardate che posizione di onore viene data a questo marito. Versetto 23. Suo marito è rispettato alle porte della città quando si siede tra gli anziani del paese. E non è una bicchierata, non è quando ci si siede tra amici. Suo marito è in mezzo agli anziani della città, è nel posto più elevato, più autorevole della città. Sedersi alle porte della città era per uno scopo, ci si sedeva per offrire consigli e insegnamenti autorevoli. Quel marito era ed è tra gli anziani, ovvero è tra le massime autorità della città. Era un'autorità del paese, non solo di quel luogo. Significa che si occupavano della gestione di comunità molto ampie in termini geografici e di numero. Infatti è scritto tra gli anziani del paese, non della città. Significa che erano persone che avevano
un'ampia responsabilità. Allora vorrei concludere, dire qualcosa in merito a ciò che di questa donna viene detto proprio dalla sua famiglia. Abbiamo detto che è una donna di valore, dai versetti 10 a 12, abbiamo detto che è una donna produttiva, lo abbiamo da poco descritto, infine dal verso 28 alla fine parleremo che è una donna lodata dalla famiglia prima e poi da tutti. Infatti dal versetto 30 a 31 la grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città. È sempre una benedizione avere una moglie che teme il Signore. Diciamo che questo è un po' il tema centrale di Proverbi, il timore del Signore, il principio della sapienza. Allora è sempre una benedizione avere una moglie che teme il Signore, ma potremmo anche dire un marito che teme il Signore, che ha un interesse alle cose di Dio. È la donna che tutti i mariti vorrebbero e anche viceversa. Da cosa siamo attratti quando vediamo gli altri? Una persona, oltre a presentare caratteristiche estetiche, porta con sé l'immagine di Dio. E se questa immagine è nutrita dalla grazia e dal timore del Signore, allora sarà tutto ciò che possiamo desiderare, senza disprezzare o disattendere altre caratteristiche legate alla bellezza e al fascino. Come diciamo spesso anche il nostro proverbio, anche l'occhio vuole la sua parte, ci mancherebbe, ma non basiamoci solo su quello. Il culmine della sua valorizzazione è nel momento in cui si chiamano coloro che sono alle porte della città a valorizzare ciò che osservano da questa donna. Cioè non è qualcosa che è autoreferenziale, qualcosa che uno dice, ma qualcosa che gli altri vedono in qualche modo. Le opere di questa donna sono lodate nella misura in cui sono pubblicamente riconosciute e acclamate. Una citazione di Charles Lewis, egli scrive così: se non si ammirano o se non ammiriamo, diciamo così, va, mettiamolo in questa formula, se non ammiriamo ciò che è lodevole, saremo degli sciocchi e dei grandi perdenti. E lui usa stupidi addirittura, una parola molto forte. Se non ammiriamo ciò che è lodevole, saremo degli sciocchi e dei grandi perdenti. A volte le persone dimostrano di essere dei perdenti nel momento in cui disattendono ciò che ha valore e che deve essere riconosciuto. A volte ci preoccupiamo del vanto, ma non ci preoccupiamo di riconoscere il valore. Perciò lo ripeto, se non ammiriamo ciò che è lodevole, saremo degli sciocchi e dei grandi perdenti. Allora, quale sfida ci propone questo testo? Vorrei concludere con un versetto cristologico che ci porta alla saggezza, ci porta all'essenza della saggezza. Colossesi capitolo 2, versetti 2 e 3. Affinché i loro cuori, dice l'Apostolo Paolo, siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Guardate qui che è scritto: nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Come abbiamo osservato dal libro dei Proverbi e da altri libri sapienziali, la sapienza è stata rappresentata da una donna che, se viene sposata, è l'immagine della moglie ideale. Chi la incontra trova la vita. Nello stesso tempo, se tutti i misteri della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Gesù, allora cerca Gesù e incontrerai la saggezza e sposa questa saggezza. Falla vivere nella tua casa, tra i tuoi familiari. Integra la saggezza nella tua vita
nel credere in Lui, nel riconoscere la sua opera perfetta sulla croce, si comprende la saggezza di Dio che ha desiderato che questa umanità fosse riconciliata a Lui e che credendo in Lui ci fosse la vita e non solo, ci fosse e ci sia ancora oggi, ancora questa sera,